Punto numero 5, mozione presentata dal consigliere Berlato relativa alla giunta regionale faccia tutto il possibile per tutelare gli azionisti della Banca Popolare di Vicenza. Consigliere Berlato. La situazione è paradossale, Presidente e colleghi dell'Aula. Ci troviamo di fronte a qualcosa di incredibile. Noi abbiamo una quantità enorme di piccoli risparmiatori, piccoli e medi imprenditori della provincia di Vicenza. Voglio dire che la situazione non è molto diversa rispetto a Veneto Banca per quanto riguarda il danno che si è creato a tantissima brava gente che, credendo ai consigli di qualche direttore di banca, di filiale, si è trovato a sottoscrivere azioni, magari impegnando non una piccola parte delle grandi disponibilità che aveva accantonato, ma impegnando tutti i risparmi, i fondi accumulati in anni di lavoro, risparmi frutto della pensione, e magari dando retta a più di qualcuno tra i direttori delle varie filiali della banca, che hanno garantito: guardi signora, non si preoccupi, ci dia i suoi risparmi che noi li mettiamo in azioni, ed è l'equivalente di mettere i suoi soldi in un sicuro salvadanaio. In questo modo si sono convinte tantissime persone a comprare le azioni della banca a 68,50 €, per poi trovarsi nelle condizioni di constatare che da lì a poco tempo, perché questa azione di promozione forzata che è stata fatta per la vendita delle azioni della Popolare è stata fatta fino a fine dicembre dell'anno scorso, quando si sapeva perfettamente che nel giro di poche settimane ci sarebbe stata la svalutazione da 62,50 a 48 €. E non è finita lì, perché magari fosse ridotto a questo il danno provocato a tanti risparmiatori, perché la valutazione che perlomeno si dice sia reale di quelle azioni oscilla tra i 12 e i 15 €. Quindi pensate bene a qual è stato il danno provocato a tantissima brava gente che ha avuto solo fiducia di qualcuno che ha dato dei consigli che si sono rivelati poi nefasti. Quindi noi semplicemente diciamo che è opportuno, fermo restando che non possiamo invadere competenze di realtà private, perché il nostro ruolo è diverso, però è altrettanto vero che non possiamo lasciare migliaia di risparmiatori, migliaia di persone indifese in balia di se stesse, senza saper a chi potersi rivolgere per poter avere un aiuto nel difendersi da questa situazione che è diventata veramente insostenibile. Quindi riteniamo sia opportuno che, ferme restando le competenze della Giunta regionale, ma che si attui ogni utile iniziativa per fare in modo da fare tutto quello che è possibile. Allora, siccome io stesso sto agendo per fare in modo da creare un'azione di rivalsa collettiva, la famosa class action, per fare in modo che tantissimi cittadini che da soli non sarebbero nelle condizioni di potersi difendere, ma che se si mettono da soli, insieme invece si possono veramente difendere in qualche modo, che almeno la Giunta regionale possa partecipare nei limiti consentiti ad affrontare le spese legali da parte di queste persone che altrimenti si troverebbero veramente in condizioni assolutamente disastrose. Questo è il senso della nostra mozione: fare in modo che questa gente non si senta sola, fare in modo che chi ha delle responsabilità se le assuma fino in fondo, perché non si è arrivati a questa situazione né per caso né per effetto di una imprevedibile fatalità, ma qui bisogna che chi di competenza faccia le dovute verifiche. Se qualcuno non abbia in maniera voluta, in maniera dolosa, non abbia provocato questo disastro, e fare in modo che, se ci saranno delle indagini da fare, ma mi sembra che già ce ne siano in corso, che si accertino le responsabilità, ma in attesa che qualcuno si assuma la propria responsabilità, bisogna fare in modo che questi risparmiatori, questi pensionati, queste persone
per bene, indifese, non siano lasciate in balia degli eventi. Ecco il motivo per il quale chiediamo che ci sia un'azione tale da fare quello che possiamo fare. Noi non vogliamo invadere competenze altrui, ma dobbiamo fare per senso di responsabilità tutto quello che possiamo. Ed è questo l'invito che rivolgiamo nell'approvare questa mozione, per fare in modo che non ci siano solo parole nei confronti di tanti piccoli risparmiatori, di tanti piccoli imprenditori, ma ci siano piccoli ma significativi fatti concreti. Presidente e colleghi, guardate, io ho ascoltato con attenzione tutte le valutazioni che sono state fatte dai miei colleghi consiglieri. Volevo magari chiarire alcuni dubbi per invogliare anche i colleghi del Partito Democratico a votare a favore di questa mozione, perché al di là delle sia pur rispettabili opinioni, noi ci troviamo di fronte a degli elementi oggettivi di riscontro, che sono tanti risparmiatori, tanti pensionati, tanti piccoli e medi imprenditori sono stati indotti a comprare delle azioni della Banca Popolare a 62,50 euro, che da lì a pochi mesi sono state svalutate a 48 euro e che adesso sono valutate a molto meno, si parla dai 12 ai 15 euro. Questo è un elemento oggettivo di riscontro, non è un'opinione. Tutte queste persone in buona fede, ascoltando dei consigli da parte di alcuni soggetti, non so se tutti in buona fede, hanno depositato i loro risparmi, tutti i loro averi, in azioni, comprando azioni. Questo è un elemento oggettivo di riscontro. Nella mozione, vedrete, c'è la richiesta da parte del Consiglio alla Giunta di fare tutto ciò che è possibile fare. Allora, i colleghi del PD dicevano: ma questo non è uno strumento adeguato, proponeteci qualche altro strumento, proponete alla Giunta altri strumenti. Noi abbiamo detto, e c'è scritto nella mozione, che il Consiglio impegna la Giunta a fare tutto ciò che può fare, né più e né meno. Ecco, allora, sulle entità del fondo, sapendo che ci sono tanti privati che si stanno costituendo in class action e quindi ognuno di questi darà il proprio contributo per alimentare un fondo di difesa collettiva, di tutela collettiva, starà alla sensibilità della Giunta poi implementare questo fondo nella misura che riterrà opportuno implementare. Quindi su questo credo non ci siano impegni da parte della Giunta così onerosi da dissanguare le casse della Regione. Quello che è sicuro è che non dobbiamo lasciare queste persone sole e abbandonate, e tutto quello che potremo fare, compresi i suggerimenti del PD, che ritenendo inadeguato questo strumento, ma ne avrà sicuramente di migliori, li suggerisca alla Giunta, perché nella mozione c'è scritto ogni utile iniziativa per fare in modo che i pensionati, i piccoli risparmiatori, i piccoli e medi imprenditori non si trovino travolti da questa vicenda e si sentano soli e abbandonati. Noi abbiamo dei doveri morali nei confronti di queste persone, quello che possiamo fare lo dobbiamo fare, perché siccome che con le chiacchiere non si fa né farina né pane, noi non dobbiamo limitarci a parole di comprensione nei confronti di persone che invece si trovano tutti i loro averi volatilizzati per effetto di questa manovra. Questo chiediamo con la mozione che abbiamo presentato come Fratelli d'Italia, e vogliamo semplicemente invitare tutti i consiglieri, indipendentemente dalla loro collocazione politica partitica, a votare a favore, perché la Giunta abbia più forza per fare tutto ciò che può nel rispetto delle competenze sue e ovviamente di questi enti privati, che avranno modo poi di essere controllati, e fare in modo che chi di competenza, ribadisco, vada a verificare se ci sono delle responsabilità, se ci sono delle colpe o azioni dolose. Grazie consigliere Berlato.